Buongiorno a tutti, che il Signore benedica questo tempo insieme nella sua presenza. Ti chiedo già, se tu vuoi, così ci scaldiamo anche un po', di alzarti in piedi e cominciare a entrare nello spirito del nostro culto. Se hai portato la parola di Dio questa mattina, ti chiedo di aprire nella lettera di Paolo Apostolo ai Romani, al capitolo 5. Lettera di Paolo Apostolo ai Romani, al capitolo 5. Noi leggeremo alcuni versetti, ok? Da questa lettera bellissima che l'Apostolo Paolo ha scritto agli italiani, nel vero senso della parola, no? Alla Chiesa in Italia. E dice così questo testo: giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche ricevuto per la fede l'accesso a questa grazia nella quale stiamo fermi e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. Non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza e l'esperienza speranza. Ora la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. C'è una parola molto importante in questo testo, che è la parola pace. Abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Allora è interessante la differenza che c'è tra la pace con Dio e la pace di Dio, ok? Pace con Dio è la pace più importante che noi dobbiamo avere nel mondo spirituale. Dio ha fatto pace con l'umanità attraverso il sacrificio di Cristo, ok? E questo testo non nasconde che noi abbiamo sofferenze in questo mondo, no? Ma dice che noi attraverso la pace di Dio e la pace con Dio possiamo affrontare queste sofferenze producendo speranza, esperienza e tutto quello che riguarda la nostra salute spirituale. Se tu togli la pace a un uomo, l'uomo perde tutto. Ma il Signore dice stamattina: tu hai pace con me attraverso Cristo. Quando noi guardiamo alla croce, significa che Cristo non è più in guerra con noi. Tu sai che noi siamo stati salvati ancora quando eravamo nemici di Dio. E l'uomo è nemico di Dio attraverso il peccato. Ma Cristo non ha guardato questo, ha detto: no, io vado nel mondo, io mi incarno, divento un uomo, pago il prezzo del peccato affinché l'uomo possa essere in pace con me. E il mio augurio stamattina per ciascuno di noi è che noi possiamo avere veramente pace con Dio. Io non so quali sono le tue esperienze di vita, quali tribolazioni stai passando, ma ricorda, la cosa più importante è che Cristo è in pace con te. Tu puoi vivere questa pace in mezzo alle tribolazioni, in mezzo alle difficoltà, e questa è la cosa più importante di tutti. Senza pace non si può vivere, con la pace di Dio è tutta un'altra cosa, è tutta un'altra storia. Okay? Noi possiamo fare esperienza con Dio questa mattina e chiedere al Signore che Lui ci guidi nella sua pace. Okay? Ti invito a chiudere i tuoi occhi e a parlare in questo momento col Signore, a chiedere al Signore che Lui possa andare nel profondo della tua anima e dirti veramente cosa serve perché tu possa avere pace con Lui. Cristo è qua in mezzo a noi. Cristo sta camminando in mezzo alle file della sua Chiesa. A Cristo piace stare con la sua famiglia e Lui vuole toccare dei punti nelle nostre vite. Ci sono ovviamente dei fratelli qua stamattina, io non conosco il tuo cuore, ma lo Spirito Santo sì. Ci sono alcuni che hanno bisogno di conforto. Io sono sicuro che il Signore darà conforto. Ci sono alcuni che hanno bisogno di incoraggiamento. Il Signore è qua per darti incoraggiamento. Ci sono alcuni che hanno bisogno di guarigione.
Dio può dare guarigione, ma la cosa che noi dobbiamo fare è credere che noi abbiamo un Dio che può fare tutto questo. E vogliamo chiedere al nostro Signore che Lui possa guidare ogni passo del nostro culto. Nostro Dio, nostro Padre, io ti ringrazio e ti benedico in questa mattina, Signore, di sole. Noi vogliamo lodarti, adorarti, sapendo, Signore, che tu ami rivelarti al tuo popolo. Ma tu ami rivelarti quando il tuo popolo ha un cuore predisposto. La tua parola dice che quando noi ti cerchiamo con tutto il nostro cuore, tu ti fai trovare. Padre, se qualcuno qua stamattina non ha ancora trovato quella pace, non ha ancora conosciuto il tuo nome, non ha ancora sperimentato l'opera dello Spirito, io ti chiedo nel nome di Cristo Gesù che tu possa fare un'opera profonda e tu possa farti conoscere. Io conosco un Dio vivo, un Dio che risponde, un Dio che parla, un Dio che agisce nelle nostre vite. Signore, noi non crediamo in un Dio teoria, noi crediamo in un Dio pratico, un Dio che interviene nelle nostre esistenze. Ed è per questo nel nome di Cristo Gesù che io sono sicuro, Signore, che tu vorrai fare veramente un'opera profonda in noi e attraverso di noi. Usa ogni parte del culto, Signore, semina il buon seme della tua parola. Aiutaci, Signore, a essere predisposti ad avere un cuore disponibile a fare dei cambiamenti. Grazie, Padre, per tutti quelli che sono qui stamattina, per quelli che stanno arrivando e per tutto quello che farai per noi. Ti ringrazio nel nome di Cristo Gesù. Amen e amen. Prima di sederti, anzi prima di cantare, perché non ci sederemo più, ok? Ti invito a lasciare il tuo posto e a dare una parola di benedizione, un saluto alla persona vicino a te, dietro di te, a fianco a te. Lascia il tuo posto, il popolo di Dio è un popolo che benedice. Vai a salutare qualcuno che non conosci, ok? Non salutare moglie e marito, va bene? La Chiesa è questo, la Chiesa è la famiglia di Dio. Amen? Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Quindi cantiamo insieme, lodiamo sul nostro dolore con un bel sorriso in faccia, perché il Signore è qua per rendere liberi tutti coloro che sono prigionieri. Amen? Amen. Lo Spirito del Signore è su di me, perché il Signore mi ha per recare la buona notizia agli umili, i cuori degli abbattuti guarire.
Continuiamo a cantare al Signore e non so quanti di voi abbiano mai sentito pienezza nello Spirito Santo, ma è così, vivere con il Signore, vivere insieme allo Spirito Santo dà quella sensazione di amore profondo, dà quell'amore che è profondo, quell'amore che è veritiero, che è perfetto. E penso che molti di noi sappiano cosa vuol dire la frase "la ragione della mia vita è amare il Signore". Cantiamo la prossima canzone con completo amore, completa dedizione, con il nostro cuore aperto al Signore. Per la tua presenza questa mattina. Ti ringrazio per ogni mio singolo fratello, ogni mia singola sorella che è qua nella tua presenza, che è qua a cercare guarigione, che è qua a cercare te, a cercare la tua benedizione nelle loro vite, a cercare i miracoli che solo tu puoi fare in ogni nostra vita, Padre. E ti chiedo che, come la tua parola ci dice che noi avremo riposo, avremo pace, Padre, che i miei fratelli questa mattina possano avere riposo e pace per ogni singolo problema che stanno portando a te
questa domenica, Signore, e che davvero la tua presenza possa riempire questo luogo, riempire la tua casa, Padre, e che possiamo continuare a lodare sul nostro dolore, trasformare il nostro dolore in gioia, trasformare le nostre afflizioni in una lode e adorazione profonda a te, Padre, nel nome santo di Gesù. Amen. Continuiamo a cantare dei miracoli del Signore, continuiamo a cantare e la prossima canzone dice che con il Signore tutto è possibile, che ogni problema che ci sembrava impossibile, ogni problema che ci sembrava enorme, il Signore l'ha risolto, il Signore dopo che l'abbiamo portato a Lui ha fatto un miracolo enorme. Quindi continuiamo a cantare al Signore. Chi dice che la vita è difficile, ma io rispondo che con te tutto è possibile. Ogni problema che mi sembrava insuperabile, io l'ho portato a te e l'hai risolto in modo semplice. C'è chi dice che la vita è difficile, ma io rispondo che con te tutto è possibile. Ogni problema che mi sembrava insuperabile, io l'ho portato a te
te tutto è possibile. Ogni problema che mi sembrava insuperabile, io l'ho portato a te e l'hai risolto in modo semplice. E l'hai risolto in modo semplice. Ovunque starò, ovunque io andrò, la tua lode sarà nel mio cuore, Signore. Ovunque starò, ovunque io andrò, la tua lode sarà nel mio cuore, Signore. Ovunque starò, ovunque io andrò, la tua lode sarà nel mio cuore, Signore. Ovunque starò, ovunque io andrò, la tua lode sarà nel mio cuore, Signore. Signore, ti ringrazio Padre per la tua lode, ti ringrazio di nuovo per la tua presenza, Signore. Ti chiedo che il pastore Sandro che tu possa parlare attraverso di lui, che tu possa parlare al cuore di ognuno di noi, Signore. So che hai tante cose da dirci, tante cose da curare, tante cose su cui fare miracoli, Padre, e ti chiedo che la tua potenza possa manifestarsi questa mattina attraverso ogni nostra debolezza, Padre, che tu possa parlare direttamente alla nostra anima, al nostro spirito, Signore, e che possiamo essere testimoni di un grandissimi miracoli, Padre, e davvero che noi possiamo portare a nostra volta pace e sofferenza, Signore, ad altre persone, Signore, Padre. Ti ringrazio, Signore, perché so che sei fedele, ti ringrazio perché so che ci ami e ti ringrazio perché so che vuoi usarci per la tua gloria, Padre. E tutto quello che ti chiedo, Padre, te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi. Amen. Stiamo avvicinando a grandi passi a uno dei giorni più importanti dell'anno, che è la nascita di Cristo, il Natale, no? Sappiamo benissimo che il 25 di dicembre non è esattamente la nascita di Cristo, no? È una convenzione che è stata fissata diversi secoli fa, proprio ai tempi della Chiesa primitiva, perché il giorno del 25 di dicembre si chiama il Natalis, ossia era il giorno in cui la luce cominciava a trionfare sulle tenebre nel calendario romano. Sapete che a Natale cominciano a allungarsi i giorni, no? E la luce comincia a essere più lunga durante il giorno che non le tenebre. In quel tempo si festeggiava il Natale, ma che sia una convenzione o meno, è importante che noi ricordiamo che la nascita di Cristo ha diviso la storia in due, no? Prima di Cristo e dopo di Cristo. Questa è la cosa più importante di tutti. E anche se è una data convenzionale, per noi la prendiamo come buona. E quando noi pensiamo al Natale, pensiamo all'uomo che si avvicina e che incontra Cristo, no? 2 settimane fa abbiamo visto che quando è Natale il malato trova guarigione. Questa settimana noi leggeremo un testo che ci parla che nel Natale il sofferente trova la pace.
ok? Il sofferente trova la pace. E ho scelto un testo che penso che si conosca abbastanza bene, che parla di una donna che ha avuto una guarigione, ma è interessante come finisce il testo. E dice così questo testo che si trova in Matteo, nel Vangelo di Matteo. Dice: una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e che molto aveva sofferto da molti medici, aveva speso tutto ciò che possedeva senza nessun giovamento, anzi, piuttosto era peggiorata. Avendo udito parlare di Gesù, venne dietro tra la folla e gli toccò la veste perché diceva: se riesco a toccare almeno le sue vesti, sarò salva. In quell'istante la sua emorragia ristagnò ed ella sentì nel suo corpo di essere guarita da quella malattia. Subito Gesù, conscio della potenza che era emanata da lui, voltatosi indietro verso quella folla, disse: chi mi ha toccato le vesti? E i suoi discepoli gli dissero: tu vedi come la folla ti si stringe attorno e dici: chi mi ha toccato? Ed egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. Ma la donna, paurosa e tremante, ben sapendo quello che era avvenuto in lei, venne, gli si gettò ai piedi e gli disse tutta la verità. Ma Gesù gli disse: figliola, la tua fede ti ha salvata. Va in pace e sii guarita dal tuo male. Preghiamo che il Signore ci parli questa mattina. Nostro Dio, io ti ringrazio per questo testo bellissimo, Signore, che ci parla di una donna che non soltanto ha trovato la guarigione, ma come dice proprio la parola stessa, ha trovato la pace. Io ti prego, Signore, che questa mattina tu possa parlare di pace al tuo popolo, che tu possa darci la capacità, Signore, di venire verso di te e risanare ogni nostra malattia spirituale, psicologica, relazionale, fisica, e che noi possiamo trovare la pace. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Questa è la storia di una donna che ha conquistato la sua pace. Okay? Tu prova a immaginare questa donna che dice questo testo che per 12 anni, non bruscolini, non 2 giorni, 12 anni ha cercato in tutti i modi di risolvere questo problema che le stava facendo perdere la vita. Voi sapete che il sangue nella cultura ebraica rappresentava proprio la vita. Questo problema le stava facendo perdere ogni giorno la sua vita, la sua salute. La sua preoccupazione era nella sua malattia. E dice non soltanto questo, che questa donna era andata da medici, era andata a destra e a sinistra cercando in ogni posto una persona che potesse risolvere il suo problema. Ma il suo problema non sarebbe stato risolto con degli uomini, sarebbe stato risolto con Cristo. E la cosa interessante è che io credo, no, quando questo testo ci parla di 12 anni, io non so se sapete, avete una minima idea di cosa sono 12 anni vivendo lo stesso problema, 12 anni soffrendo, 12 anni non trovando la via d'uscita, non trovando guarigione, non trovando nessuna via d'uscita alla sua problematica. E non è l'unica, se noi andiamo a leggere nella parola di Dio ci sono diversi casi di questo tipo. Per esempio, quando Gesù ha incontrato quell'uomo che era paralitico da 38 anni alla sorgente di Betesda, alla vasca di Betesda, 38 anni vivendo la stessa difficoltà. E per esempio l'altro che troviamo in Giovanni capitolo 9, un cieco dalla nascita che ogni giorno nonostante tutto andava al tempio, ok? Andava al tempio per cercare la soluzione del mio problema, del suo problema. Ma è interessante una cosa, queste persone non hanno mollato, queste persone nonostante tutto continuavano a sperare, queste persone dicevano: prima o poi Dio si prenderà cura di me, la mia pratica è sulla scrivania di Dio e prima o poi Dio la prenderà in considerazione. Se c'è una cosa che io ho sperimentato e penso che tu abbia sperimentato nella tua vita, è lo scoraggiamento. Tu sai che lo scoraggiamento, quando un problema non si risolve, porta
alla depressione, porta al senso di abbandono. Ossia, io non so se tu hai mai pregato così: Signore, dove vanno a finire le mie preghiere? Quando è che il mio problema si risolverà? Solo io ho pregato così? Ok, qualche essere umano c'è in questa chiesa, sì. È così che noi umani ragioniamo, perché sembra che il tempo condizioni talmente tanto la nostra esistenza che non siamo in grado di continuare a sperare quando la cosa si prolunga e noi non riusciamo a uscire da quel buio, da quella tempesta, da quella difficoltà. Ma questa gente, questa donna, nonostante tutto, continuava a sperare, e quando lei ha sentito che in quel momento stava passando Gesù per la via della sua città, ha detto: adesso io ho la soluzione del mio problema. Sai qual è la grande difficoltà del popolo di Dio? Oggi c'è, te lo dico così, oggi c'è un fenomeno spirituale che si chiama paracadutismo ecclesiastico. Okay? Sai che cos'è il paracadutismo ecclesiastico? Persone che entrano e escono dalla chiesa, sai perché? Perché vanno in una chiesa sperando di trovare un predicatore che predichi bene sulle cose che a loro interessano. Vanno nelle chiese perché cercano di trovare una lode perfetta. Vanno nelle chiese perché cercano un programma perfetto. Allora c'è stato un predicatore molto famoso nel mondo, non ti dirò chi è, che ha detto: non cercate le chiese più vicine a casa vostra perché hanno un buon servizio, ma andate a cercare le chiese dove sono più vicine alla parola di Dio. E quando si predica la parola di Dio, cari miei, è lì che ci dobbiamo aggrappare, è lì che dobbiamo andare. Questa donna ha trovato la pace perché stava sperando, nonostante tutto, nel posto dove lei era. Prima o poi Cristo sarebbe passato da quella città, prima o poi Cristo sarebbe passato per la sua vita, e lei era decisa ad andare a Cristo per risolvere il suo problema. Sai qual è il primo messaggio che voglio darti questa mattina? La soluzione di tutti i tuoi problemi si chiama Cristo Gesù il Signore. Non è il pastore Sandro, non è il pastore Caio, non è la Chiesa, non è qualsiasi programma che noi facciamo qua dentro. Cristo sta passando per le file di questa chiesa e ti sta chiedendo: sei pronto a toccare la mia veste perché la tua ferita si chiuda e il sangue che tu continui a perdere ogni giorno possa essere fermato e tu possa sperimentare la pace del Signore? Sei pronto a incontrare Cristo oggi? Amen? Perché Cristo è qua in mezzo a noi. La parola di Dio ci dice, noi dobbiamo credere in questa verità, che dove 2 o 3 sono riuniti nel suo nome, io sono in mezzo a loro. Tu credi che Cristo è qua in mezzo a noi? Tu credi che Cristo sta passando? È interessante che Cristo non era mai fermo. Gente, Cristo andava a destra e a sinistra della sua terra, non si fermava mai, perché lui andava sempre a cercare delle persone che erano disposte ad ascoltare il suo messaggio di salvezza, a sperimentare la sua pace, ad andare avanti con lui, persone che lo cercavano. È interessante che questa donna, appena sentito parlare di Cristo, ha detto: questo è quello a cui mi devo aggrappare. È Cristo a cui mi devo aggrappare, perché questa sarà la soluzione del mio problema. Ci sono delle persone che nella Chiesa che io veramente ammiro, perché si aggrappano alla parola di Dio come se fosse l'ultimo pasto di un condannato a morte. Allora sta attento, il Signore ci dà il privilegio di ascoltare la sua parola ogni giorno. Noi abbiamo, io non so se tu sei venuto mai nel mio ufficio, io penso di avere una 40 di Bibbie di tutti i tipi, ok? Caratteri grandi, caratteri piccoli, una Bibbia in inglese, una in francese, una in tedesco, una addirittura in norvegese, una antica, una nuova, una versione 2006, un'altra versione 2016. Ma tu sai una cosa, quella è una collezione di Bibbie, e tutte le volte che io mi metto lì davanti comincio a pensare: Signore, sarà che io onoro abbastanza la tua parola da ritenerla la cosa più importante della mia vita? Io non capisco, fratelli, come alcuni cristiani non cercano, non trovano nella parola di Dio quella speranza, quella pace, quella verità che tutti noi abbiamo bisogno per camminare nella nostra
nella nostra esperienza spirituale ogni giorno. Come un cristiano non riesce e non vuole e non può leggere la parola di Dio? Perché quando noi facciamo un incontro personale con Dio è perché stiamo leggendo la parola di Dio. Noi guardiamo Dio faccia a faccia, Dio ci parla e noi non ci aggrappiamo a quello che Dio ci dice. Questa donna ha sentito parlare, Gesù sta passando, è la soluzione del mio problema e io parto per andare verso Cristo. Cristo ci parla ogni giorno attraverso la sua parola e noi dobbiamo aggrapparci a quello che Dio ci dice. Ci sono dei cacciatori di verità che non mollano il Signore. Tu sei un cacciatore di verità. Tu stai passando in mezzo alla folla e stai andando a cercare di prendere Cristo, di toccare Cristo, di avere un rapporto personale con Cristo ogni giorno, perché questo è quello che stava facendo questa donna. Allora, questa era una vera pecora di Dio che ha ascoltato soltanto la voce del suo pastore che stava passando e non importava quanto tempo era passato dal suo problema, ma lei continuava a sperare che Cristo era la soluzione. Allora il Signore è qua per dirti stamattina, tu vuoi richiudere la tua ferita, tu vuoi smettere di perdere sangue, quel sangue che ti fa diventare debole ogni giorno. Ci sono dei problemi, fratelli. Io non so nella tua vita, ma ci sono dei problemi che non passano. Sei mai stato cosciente di questo? Non passano. E noi ci scoraggiamo. E il Signore è qua per dirti, non scoraggiarti, perché la tua pratica è sulla mia scrivania. Sei in fila. E se il tuo fratello davanti ha risolto il suo problema, la prossima pratica è la tua. Dio non ti molla, caro mio, ma noi dobbiamo essere i cacciatori della veste del Signore. Ti dico proprio perché è questo. La pace, questa donna ha cercato la pace, ma la pace è superare le barriere dell'anima e andare a Cristo. Allora, sta attento. Nella mente di questa donna c'erano un sacco di barriere. La prima barriera che lei si trovava nella legge mosaica. Tu sai che nella legge mosaica le persone che avevano flussi di sangue, ferite aperte, avevano delle cariche batteriche enormi, ok? Nella legge di Mosè c'è scritto che una donna che aveva flusso di sangue da diverso tempo, tutto quello che toccava diventava impuro. Mobili che toccava diventavano impuri, il letto dove lei si coricava diventava impuro, le persone che lei toccava diventavano impure. Ossia, tutto quello che lei toccava diventava contaminato battericamente parlando e anche nella cultura ebraica era anche spiritualmente parlando. La prima barriera che c'era dentro di lei era la legge di Mosè. Nella sua testa io non posso stare in mezzo agli altri perché il mio problema è troppo grosso. Seconda barriera era la folla. Gli altri consideravano lei talmente impura che non poteva stare in mezzo alla gente, ok? Quindi c'era questa folla. Ti sei mai chiesto perché lei è andata verso Cristo da dietro? In quel testo dice che un capo della sinagoga viene da Gesù davanti, lei veniva da dietro. Da quello che capiamo, allora non è chiaramente detto, probabilmente lei aveva anche un cappuccio in testa per non farsi riconoscere in mezzo alla folla, e tutta la folla stava gridando, stava tirando Gesù, stava strappando le sue vesti, voleva toccarle in qualche modo perché Gesù era un fenomeno da baracconi in quel tempo, ok? E lei da dietro dice, se io tocco la veste di Cristo io sarò guarita. Ed è interessante che questa donna arriva da dietro e la seconda barriera che trova era proprio la folla. Allora quando io ho nella mia testa la legge di Mosè mi impedisce, la folla mi sta impedendo, io non posso andare da Cristo. Ma lei ragionava in un modo diverso. Anzi ha detto, anche se ci sono tutti questi ostacoli in mezzo, io andrò da Cristo perché Cristo risolverà il mio problema. Abbiamo bisogno di credenti che abbiano il coraggio di mostrare la propria capacità di andare a Cristo, che non si limitano a modo di pensare
umano. Questa donna ha pensato in modo diverso, ha detto io andrò nonostante tutto. Cristo risolverà il mio problema, non importa quello che gli altri pensano. Allora, sta attento. Te lo dico in modo pratico, ok? Un giorno, dopo una predica che io ho fatto alcuni anni fa, un fratello viene da me e mi dice, pastore, quando tu fai l'appello, vanno sempre davanti le stesse persone. Ma tu sai come siamo noi pastori, no? Ragioniamo sempre un po' in modo pazzoide, ok? Io dico, è vero, tanti di quelli che vengono avanti sono quasi sempre gli stessi. Ma la domanda che io mi facevo, no? Era, come mai quelli che rispondono all'appello vengono davanti e quelli che stanno sempre seduti sono sempre gli stessi? Impossibile che mai quella gente, dopo anni e anni e anni di predicazioni, e vi posso assicurare che predicavo abbastanza bene in quel tempo, ok? Dico, possibile che nessuno di quelli che stanno seduti siano mai venuti davanti all'appello? Sai perché? Perché quella gente non era toccata da Cristo. Come questa folla che non era toccata da Cristo. Loro volevano toccare Cristo con le mani, volevano aggrapparsi alla sua veste, ma questa donna voleva toccare Cristo in un modo completamente diverso. Tant'è che a un certo punto il Signore si ferma in mezzo alla folla e dice, chi mi ha toccato? Hai letto insieme a me il testo? Chi mi ha toccato? E i discepoli si fermano, penso anche ridendo, no? Maestro, ma scusa, ma tutti ti stanno toccando. Tutti ti stanno toccando, chi ti tira, chi ti mette la mano sulla testa, chi ti aggrappa un piede. No, ma qualcuno mi ha toccato in un modo diverso. Qualcuno mi ha toccato e dice una potenza è uscita da me. Quella donna si è avvicinata a Cristo, ha toccato Cristo, sai perché? Perché lei riteneva che Cristo era la soluzione dei suoi problemi, la soluzione della sua malattia, la guarigione della sua malattia. Allora sta attento, voglio leggerti un testo che si trova in Ebrei capitolo 4, versetto 14 a 16 e dice così: avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù il Figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. Infatti, non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa senza commettere peccato. Guarda cosa dice adesso. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. La tua parte è andare verso Cristo. La parte di Cristo è Lui ti aiuterà e ti guarirà nel momento opportuno. Tu ci credi a questo? Nel tempo di Dio, secondo le modalità di Dio e soprattutto per la gloria di Dio. Quest'uomo, Cristo, stava passando nella folla, ma una sola persona ha toccato Cristo in un modo particolare, diverso da tutti gli altri. E la parola di Dio dice che Cristo è il sommo sacerdote che simpatizza nelle nostre debolezze. Allora stai attento, cosa succede nel tuo cuore quando tu pecchi? La prima cosa che succede è che tu provi una grande vergogna, ok? E poi trovi un grande distacco da Cristo. E più la tua malattia progredisce, perché tu sai che la parola di Dio chiama il peccato è una volta che tu sbagli, ma un peccato continuato si chiama iniquità, ok? Ossia un peccato che è costante, in cui tu cadi sempre. Tu sai qual è il tuo punto debole nella tua vita? Tu sai il peccato in cui tu cadi spesso? Tu riconosci il tuo tallone d'Achille? Tu sai qual è? Io lo so qual è. Tu sai qual è? Sì o no? Gente, buongiorno. Cappuccino di quelli forti alla mattina, mi raccomando.
Ma la parola di Dio ci dice una cosa interessante in prima Giovanni capitolo 1 versetto 9, dice: se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Non solo ci perdona i peccati, ma ci purifica anche dal peccato continuato in cui noi cadiamo sempre, perché il nostro Dio è potente da farlo. Non spaventarti del tuo peccato, portalo a Cristo. E questa donna era ben cosciente che qualcosa stava succedendo nella sua vita e lei doveva cambiare qualcosa. È andata a Cristo e ha toccato Cristo e la sua guarigione è stata istantanea, definitiva e senza più nessuna ricaduta. Cristo può fare questo. Pastore, tu non conosci il mio peccato. È troppo grosso per essere guarito. È troppo difficile. Il segreto di questa donna era proprio questo: non c'è niente di abbastanza grande per il mio Dio, perché il mio Dio può guarire ogni cosa. Il mio Dio può risorgere in morti. Il mio Dio può cambiare la mia vita, sì. Non importa quanto tempo io sto vivendo questa situazione, non importa quanto tempo ci vorrà ancora, ma io continuo a sperare nel Signore, perché Lui simpatizza con le mie debolezze. Lui conosce la mia fragilità ed è proprio per quello che è venuto qua sulla terra a dare la propria vita per noi, per me e per te, affinché noi potessimo essere guariti. La pace è superare le barriere dell'anima e andare a Cristo. Nonostante tutte le barriere che ci sono, noi dobbiamo considerare Cristo come capace di guarire, come capace di cambiare la situazione della nostra vita. Ti ricordi di quei 4 barellieri che stavano portando un malato paralizzato? Portavano un malato paralizzato, a un certo punto hanno trovato una barriera, c'era la folla seduta attorno alla casa di Cristo. Sai che cosa loro hanno fatto per portare questo malato ai piedi di Cristo? Sono saliti sul tetto, hanno scoperchiato il tetto, hanno messo il malato ai piedi di Cristo, ha detto: questa è la soluzione del nostro problema. A volte noi dobbiamo fare così, fratelli. C'è una folla che sta cercando di toccare Cristo, ma noi dobbiamo essere diversi. Dobbiamo andare a Cristo, dobbiamo andare a Lui, nonostante tutti gli impedimenti che la nostra vita, la nostra giornata, il nostro modo di pensare ci mette limiti, sì, ma noi dobbiamo andare oltre le barriere che noi abbiamo nella nostra mente. Hai mai sperimentato quel pensiero che dice: non c'è soluzione al mio problema? Sai che in inglese è molto interessante un'espressione che è l'espressione we can't. Ok? We can't significa non possiamo. Ma tu togli la T finale e diventa we can. Noi possiamo in Cristo. Allora ti invito in questo momento, ascoltami bene, a guardare in faccia alla tua ferita aperta, a guardare in faccia alla tua malattia, alla tua preoccupazione, al tuo senso di abbandono, alla tua difficoltà, a quello che non si sta risolvendo. Il Signore ti sta dicendo: io sto passando in mezzo alla folla, ma io voglio che tu mi tocchi e mi tocchi in un punto della mia persona che è veramente particolare. Quello farà la completa differenza e farà la completa guarigione. E adesso andiamo al punto importante di questa meditazione. Dice così il testo: gli toccò il lembo della veste. Subito Gesù, conscio della potenza che era emanata da lui, voltatosi indietro verso quella folla, disse: chi mi ha toccato le vesti? Allora, sta attento. Perché questa donna voleva toccare il lembo della veste? Ascoltami bene. La veste di Gesù era una veste particolare, ok? Dice la parola di Dio che non aveva cuciture. Questa veste era indossata da 2 persone particolari nel mondo antico, nel mondo ebraico, o da un re oppure dal sommo sacerdote, ok? Erano le 2 personalità
che vestivano con questa veste particolare che non aveva cuciture. E il lembo della veste aveva una particolarità. Nel lembo della veste del sommo sacerdote c'erano 4 trecce, okay, di colore celeste, dice la parola di Dio. Celeste vuol dire proprio del cielo, blu scuro, blu intenso. Okay? E quelle trecce, che erano 4, rappresentavano proprio il patto che Dio aveva fatto con l'uomo. Okay? Questa donna voleva toccare che cosa? Il lembo della veste. Voleva toccare il patto che Dio aveva fatto con l'uomo, proprio in quel punto. Okay? Proprio una cosa che non apparteneva a questa terra, ma apparteneva al cielo. E quella donna, quando spinge, avanza, va verso Cristo, dice: adesso lo prendo. E ha toccato il patto. In quel momento la sua guarigione è stata istantanea, definitiva, per sempre. Ok? Allora sta attento. Ci sono persone che vogliono essere guarite, sì. Ok? Ci sono persone che vogliono che il loro problema sia risolto una volta per sempre. Ma non ci sono tante persone, anzi ce ne sono pochissime che vogliono sperimentare e toccare il patto che Dio ha fatto con l'uomo, ossia andare ai piedi della croce. Come ho detto all'inizio, chi ha mai detto nella sua mente: dove vanno a finire le mie preghiere? Dove vanno a finire le mie invocazioni? Dove vanno a finire i miei gridi, quelli che sto facendo al Signore? Signore, guariscimi, sembra che tu non mi ascolti. Allora sta attento. Quando noi tocchiamo il patto di Dio, la potenza di Dio si sprigiona. Noi non dobbiamo toccare solo Cristo, dobbiamo toccare il patto che Dio ha fatto attraverso Cristo in noi. Allora, io te lo voglio spiegare così. Passiamo alla prossima slide. È quello che il Signore mi ha detto proprio perché io gli ho chiesto: Signore, spiegami questa cosa, perché questa donna è riuscita a fare uscire, estrarre da te la potenza di Dio? Ci sono molte persone che toccano Cristo, ma la potenza di Dio non esce. Perché? Perché ormai noi non crediamo più nelle nostre preghiere. Ok? Gesù ha detto una volta davanti alla tomba di Lazzaro: Signore, io so che tu mi esaudisci sempre. Ti ricordi questo testo biblico? Ok. È la stessa cosa che diciamo noi quando preghiamo, vero? Signore, io prego e so che tu mi esaudirai. Stessa cosa. Allora, voglio toglierti un dubbio. Allora, sta attento. Nel popolo di Israele c'era un rito particolare, che era il rito dell'incensiere. Nell'Antico Testamento, al tempo di Mosè, c'era questo luogo che era il luogo santo. Okay? Il luogo santo era il posto che precedeva il luogo santissimo. Al di là del luogo dove c'era il luogo santissimo c'era l'arca dell'alleanza. Okay? Ossia, la presenza di Dio era lì. E gli uomini potevano arrivare, tranne il sommo sacerdote, potevano arrivare fino davanti a questa barriera, a questo impedimento che era proprio il velo, ok? Ma non potevano andare oltre, non potevano andare alla presenza di Dio, non potevano prendere la potenza di Dio e farlo uscire da Dio. Però c'era una cosa che il sacerdote faceva ogni giorno, 2 volte al giorno, mentre il popolo pregava fuori. Il sacerdote portava dentro sul pane, su quell'altare piccolino là, l'ultimo davanti al velo, portava un incensiere con un profumo che usciva, l'incenso cominciava a bruciare e portava profumo in quel posto. Ok? Allora, nessuno poteva andare alla presenza dell'arca dell'alleanza, ma c'era una cosa che succedeva: mentre il popolo pregava fuori, quell'incenso penetrava attraverso la cortina, arrivava alla presenza di Dio, entrava nel luogo santissimo e le preghiere delle persone venivano portate attraverso il profumo nel luogo santissimo alla presenza di Dio. Allora sta attento. Sai perché le tue preghiere sono ascoltate?
non perché tu preghi bene, perché la parola di Dio dice che noi non sappiamo come pregare, Romani capitolo 8, ma perché le nostre preghiere sono prese da Cristo e sono portate alla presenza di Dio come un profumo soave. Sono ascoltate perché Cristo è ascoltato dal Padre, perché Cristo ascolta le preghiere di Cristo che porta le nostre preghiere alla presenza di Dio. Allora, che cosa sono per noi le preghiere che noi facciamo? Sono profumo soave che vanno alla presenza di Dio. Guarda che cosa dice il libro di Apocalisse, il capitolo 8. E venne un altro angelo con un incensiere d'oro, si fermò presso l'altare, gli furono dati molti profumi affinché li offrisse con le preghiere di tutti i santi sull'altare d'oro posto davanti al trono. Pastore, dove vanno a finire le mie preghiere? Vanno a finire davanti al trono di Dio, perché sono portate al trono di Dio attraverso il buon profumo di Cristo. Allora d'ora in poi, quando tu pregherai il Signore, non permettere a niente di fare entrare nella tua testa la seguente frase: chissà se sto pregando in modo che Dio mi ascolti, chissà se le mie preghiere avranno un'efficacia. Il Signore dice: arrivano a me, non preoccuparti, e nel tempo corretto io le esaudirò. Ultima cosa che voglio dirti stamattina è che la pace è sperimentare una guarigione profonda dell'anima. Dice così il Signore Gesù, subito dopo che la donna è stata guarita, dice: figliola, la tua fede ti ha salvata, vai in pace e sii guarita dal tuo male. Allora sta attento, questa donna non era già guarita? Sì o no? Era già guarita. Perché il Signore deve ribadire vai in pace, sii guarita? Era già successo. Perché è ovvio che il Signore stava guardando più in là della sua malattia organica. Stava guardando una malattia dell'anima. Allora ascoltami bene, perché questo è un punto importantissimo. Quando noi chiediamo una guarigione, quando noi chiediamo una soluzione di un problema al nostro Dio, noi dobbiamo immaginare quel problema come qualcosa che ha a che fare con l'anima e non con il corpo. Ok? Questa donna non chiedeva solo guarigione del suo corpo, ma chiedeva guarigione nella sua anima. Il problema tante volte è lì che noi ce l'abbiamo. E quando noi capiamo questo, noi non facciamo come quei 10 lebbrosi che vanno da Cristo, chiedono la guarigione fisica e l'hanno ottenuta solo, tutti l'hanno ottenuta, ma solo uno è tornato indietro per ringraziare Cristo, gli altri 9 dove sono andati? Sono andati via e il Signore Gesù gli ha detto, questo samaritano che è tornato indietro a ringraziare Cristo, ha detto: ma gli altri 9 dove sono? Gli altri 9 non hanno capito che avevano bisogno anche di una guarigione dell'anima. Sai una cosa? Quante benedizioni. Allora facciamo così. Alzino la mano chi hanno ricevuto almeno 5 benedizioni da parte di Dio nella vita. Alzi la mano. Ok. Noi riceviamo benedizioni ogni giorno, ok? Non 5 volte solo. Ma quante volte torniamo a Dio e diciamo: Signore, grazie per quello che tu hai fatto per me. Io riconosco che tu sei l'autore della mia guarigione, soprattutto una guarigione dell'anima. Queste persone non hanno capito, questa persona invece ha capito che la guarigione era qualcosa che aveva a che fare più con l'anima che non con il corpo. Noi vogliamo la guarigione del corpo perché noi dipendiamo tantissimo dal corpo. Ma Cristo dice: tu hai bisogno di una guarigione dell'anima, tu hai bisogno di essere in pace con me. Il Signore ha dichiarato: vai in pace e sii guarita. Vai in pace che la tua anima possa essere veramente guarita. Io non so se questo testo ti ha parlato, ok? Questa donna ha visto Cristo passare, è passata in mezzo alla folla, ha toccato il patto di Dio, è stata guarita istantaneamente, definitivamente,
ma soprattutto ha capito che il problema grosso che lei aveva nella sua vita era di ristabilire un rapporto personale con Cristo. Allora sono qua per dirti questa mattina, allora vai oltre il tuo problema, ok? Vai oltre la visione della difficoltà che tu hai in questa vita, perché il nostro problema principale è ristabilire un contatto fisico, ma soprattutto spirituale con Cristo. Cristo sta passando di qua, ok? Nelle file della nostra Chiesa e ti sta dicendo: tu sei uno della folla che spinge, che tira, che vuole guarigione, o sei uno che vuole toccare il centro del mio patto? Tu sei uno che vuole capire chi io sono e cosa ho fatto per te. Allora la differenza è esattamente questa. Se tu stai cercando Cristo, come ho detto l'ultima volta qua quando ho predicato, ho detto: tu vuoi le benedizioni di Dio o tu vuoi il Dio delle benedizioni? E c'è una bella differenza. Questa donna aveva capito la differenza, lei voleva il Dio delle benedizioni, voleva che Cristo si inserisse nella sua vita, voleva salvezza più che guarigione. Ha detto: se io tocco le sue vesti io sarò salva. Non ha detto io sarò guarita, sarò salva. Abbiamo bisogno della salvezza in Cristo. E per questo motivo stamattina io voglio pregare insieme a te, ok? E vorrei che tu potessi chiudere gli occhi questa mattina e parlare con Dio. Lasciare che il Signore ti possa indicare i punti di resistenza che io e te abbiamo. Ricorda, questa donna aveva un problema da 12 anni. Ricorda quel paralitico che aveva un problema da 38 anni. Ricorda quel cieco che aveva un problema da quando era nato, ma non aveva perso la speranza, era lì e diceva: Cristo è la soluzione. Cristo è la via d'uscita, Cristo è la salvezza, Cristo è la mia pace, Cristo è la guarigione. Cristo, non la Chiesa, non il predicatore, non il gruppo di lode, nessun altro se non Cristo. Allora io ti chiedo questa mattina, tu vuoi toccare quelle vesti, chiudere quella ferita che tu hai, dire basta col senso di abbandono, col senso di tristezza, con la depressione, con la preoccupazione, con l'angoscia. Ma sta a te dire basta. Sta a te andare da Lui. Questa donna ha avuto il coraggio di sfidare ogni condizionamento psicologico e ha detto: io voglio andare da Cristo, perché Lui è la mia pace. E Lui è qua per dirti stamattina: io sono la tua pace. Sarò che tu avrai il coraggio di alzare la tua preghiera a me con sicurezza, con certezza. Io non so se tu hai cercato la soluzione della tua malattia, che sia psicologica, spirituale, emozionale, in altri posti. Ma c'è un posto che si chiama Cristo e Lui è potente a guarire qualsiasi ferita, da chiudere questi due lembi aperti che continuano a sanguinare nella tua mente e nel tuo cuore. Ma la nostra parte è: io toccherò le vesti di Cristo, io toccherò il patto che Dio ha fatto con me. Io sono qua per dirti stamattina, se tu vuoi, il Signore è qua in mezzo a noi, se tu vuoi sperimentare la vera pace, io voglio pregare insieme a te. O se tu stai dicendo: pastore, la parola era per me stamattina, era per me. Io so che il Signore sta facendo un lavoro nel tuo cuore,
come ha fatto nel mio questa settimana. Ma io vorrei che tu dessi un passo come questa donna. Non ha avuto vergogna di passare in mezzo alla folla e di dire: io vado a Cristo. Allora, se tu hai sentito che la parola di Dio era per te, io ti invito ad alzarti in questo momento in piedi e di fare un passo verso il pulpito. Qua, voglio pregare insieme a te, qua, davanti, come quella donna ha fatto. Fai un passo di fede, senza vergogna. Il Signore richiuderà la tua ferita, questo è indubbio. Noi vogliamo pregare insieme, ok? Tu sei parte di una storia che il Signore sta per scrivere con la sua potenza. E ricorda una cosa, ok? Mentre tu vieni qua davanti, guardami bene cosa ti sto dicendo. Il Signore ti chiederà: chi mi ha toccato? Ed è interessante che quella donna che era rifiutata da tutti, ascoltami, il Signore la mette in mezzo. E provi a immaginare la folla, no? Tutti quelli che rifiutavano quella donna perché era impura. Dice: vai in pace, figliola, la tua fede ti ha salvato. Sì, l'ha rivalutata in mezzo a tutti. Cristo l'ha messa su, no? E ha detto: questa è la persona che io onorerò. Tu sei la persona che Dio onorerà, perché tu hai dato un passo di fede per la gloria del Signore. E Lui sta emanando questa potenza e tu sperimenterai la potenza di Dio, ok? È secondo la parola di Dio. Amen? Facciamo pregare insieme? Chiudi i tuoi occhi e parla col Signore. Nostro Dio, io ti ringrazio perché questi fratelli, Signore, queste sorelle, questi amici che sono qua davanti hanno capito, hanno sperimentato questa verità che viene dal tuo trono. Si sono avvicinati al trono della grazia e stanno per essere, Signore, esauditi nelle loro preghiere. Grazie, Padre, perché hai reso il loro cuore sensibile alla tua parola. Io ti chiedo nel nome di Cristo Gesù che questa ferita questa mattina sia richiusa, che questa ferita, Signore, diventi un segno del tuo passaggio, che, Signore, tutta l'angoscia, tutta la disperazione, la depressione, il senso di abbandono, la sfiducia se ne vada via nel nome di Cristo Gesù. E che questi cuori vengano guariti nella profondità, Signore. Io so che tu puoi farlo. Non importa quanto tempo è passato. Non importa. Perché quando tu passi, Signore, sembra che il tempo non abbia più senso. E tutto quello che noi abbiamo attraversato non conta più, perché conta quello che tu sei. Signore, io ti chiedo che Cristo da oggi in poi nella vita dei miei fratelli e delle mie sorelle sia talmente evidente, talmente vivo, talmente potente, Signore, che loro non possano mai più avere dubbi che tu sei un Dio che può al di là di quello che noi pensiamo e crediamo. Benedici, Signore, questo momento nel mondo spirituale. E io ti ringrazio perché, Signore, io credo in un Dio vivo che può al di là dei nostri pensieri. Benedici, Signore, le loro vite e io ti chiedo tutto questo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Puoi dare un abbraccio alla persona vicino a te?
vi chiedo di alzarvi in piedi. Ora avremo il nostro momento di decime offerte che noi possiamo dare in parte a quello che Dio ci ha dato e che noi possiamo darlo con gioia, anche se abbiamo poco, sapendo che Dio provvederà. Anche se noi abbiamo poco, noi possiamo dare, noi possiamo avere la pace del Signore, sapendo che Lui ci darà un domani molto di più. Amen? Amen. Cantiamo. La ragione della vita è amare te, adorarti e servirti e lodarti a Dio. Una cosa ho chiesto a te, Signore, e quella cercherò, che dimori nella casa tua per sempre. Certo beni mi darai e benignità, poi davanti a me la mensa tu preparerai, e con l'olio tu mi ungerai ed io traboccherò, e per lunghi giorni nella casa tua vivrò. Amare te, servire te, Signore, alzare le mani e lodare il nome tuo. Questo è tutto della vita mia, altro bene io non troverò che amare te, servire te. Amare te, servire te, Signore, alzar le mani e lodare il nome tuo. Questo è tutto della vita mia, altro bene io non troverò che amare te, servire te. Questo è tutto della vita mia, altro bene io non troverò che amare te, servire te. Signore, ti ringrazio, Padre, ti ringrazio perché tu ci hai dato l'opportunità di cantarti, ci hai dato l'opportunità di lodare a te, Padre, che tu sia innalzato e non noi, Padre, tu e soltanto tu. Ti ringrazio perché tu ci sostieni in ogni momento, Padre, tu ci guarisci, tu ci conosci, ci riconosci sempre, Padre, e tu ci conosci in ogni minimo dettaglio, Padre. Ti ringrazio per questo, ti ringrazio perché ci hai salvato, Padre. Ti ringrazio perché non è nel nostro merito, non è per quello che noi facciamo, Padre, ma per il tuo gesto, Padre. Io ti ringrazio. Nel nome santo di Gesù, amen. Amen. Potete sedervi. E siamo qui per la consegna degli attestati alle persone che hanno terminato il corso Ascoltiamoci, e adesso Sabrina vi spiegherà meglio di che cosa si è trattato. Allora, intanto vi ringrazio perché sono già più volte che mi ospitate come chiesa. Io sono Sabrina Monaco e quindi grazie intanto. E come molti di voi sanno, è già quasi un annetto che comunque io sto portando avanti dei corsi di, diciamo, formazione alla relazione educativa, ma anche alla ricerca e all'ascolto di se stessi.
E le ragazze, le signore che oggi diplomeremo hanno fatto anche loro il corso primo livello. Sono 3 persone, Astrid che purtroppo questa mattina non è riuscita ad essere qui, poi c'è Lorraine e Clelia, a cui dopo, prima di dare il diploma, cederò la parola. Per farvi capire un pochino meglio di cosa si tratta, abbiamo preparato però un breve video di 4 minuti e mezzo e adesso vi chiedo di guardarlo insieme a noi e poi procederò alla consegna dei diplomi, a dar voce a Clelia e a Lorraine. Grazie intanto.
Grazie. Quello che avete visto sono giochi di relazione, dove appunto ognuno deve prima centrare se stesso. In realtà, appunto, non essendo video, il movimento non avete visto, però per poter fare l'attività bisogna prima trovare un proprio equilibrio e poi trovarlo insieme all'altro. Ma adesso appunto è arrivato il momento di consegnare i diplomi, di dare la parola a Lorena e a Clelia. Se venite, grazie. Lei è Clelia. Vorrei ringraziare l'opportunità di fare questo corso, perché quando sono entrata io volevo imparare a fare cura dei disabili, ma ho imparato che dovevo fare cura a me. Grazie, Sabrina. Grazie. Cioè, non sapevo cosa aspettare, veramente. Cioè, io sono entrata, sapevo che trattava delle persone, ecco, ma non cosa. Ma ogni volta che arrivavo sombre, per dire, così. Ma usciva con una gioia immensa, che veramente, cioè, mi ha toccato molto nel cuore, e sicura che faccio la seconda parte, credo che comincia in marzo, e io chiedo a altre persone di avvicinare e provare anche con noi allo stesso tempo, perché cioè, si impara qualcosa nuova, si impara un mondo nuovo, perché il mondo delle persone che a volte non hanno parole, non sanno come dire, solo i loro gesti, e così impariamo anche noi come avvicinare anche a loro nelle maniere giuste, buone, pensando anche come avvicinare. Così ho imparato tanto, grazie. Sì. Grazie, grazie. Allora, adesso vediamo se tu tieni il microfono, io do i diplomi. Loren. E Clelia. Vi ringrazio ancora e sì, chi fosse interessato a partecipare, a sperimentare il corso del primo livello, o chi ha già fatto il primo livello e volesse fare il livello intermedio, può andare da Walter in libreria, lui prende le preiscrizioni. Però intanto grazie mille di averci ascoltato. Ok, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ricominciamo il culto adesso, ok? E abbiamo i nostri annunci, 2 minuti ancora. Se potete mettere le slide, per favore. Allora, il primo, non so che primo annuncio c'è lì, ok, era proprio questo che volevo dire. Allora, abbiamo il nostro campeggio, okay, Winter Camp, che comincia il giorno 26 di dicembre. Abbiamo chiuso le iscrizioni, abbiamo 49 iscritti, cioè non è un numero da poco, considerato che almeno 12 ragazzi sono in vacanza con le famiglie, quindi 49 è veramente un numero inaspettato, cioè veramente non aspettavamo un numero così alto. 7 adulti che fanno parte dello staff, ma 42 ragazzi. Sì? Quindi pregate, gloria a Dio, sì. E pregate per noi, okay? Noi vogliamo portare indietro i nostri ragazzi proprio pieni di spirito, pieni di voglia di servire il Signore, già stanno facendo, ma vogliamo dargli una spinta ancora in più, ok? Quindi pregate per noi,
Secondo annuncio, vediamo qua. Ok, stiamo raccogliendo beni di prima necessità per le famiglie e vi manderemo anche i messaggi nei gruppi e raccolta cibo per il nostro campeggio. Abbiamo bisogno dell'aiuto della Chiesa come tutte le volte che noi partiamo, ok? Scatolame, pasta, verdura, insomma, poi vi manderò tutte le informazioni e vorremmo fare questa raccolta principalmente nel culto di Natale, che sarà il giorno 25 alle ore 18, ok? Ma poi avrete informazioni nei gruppi di appartenenza agli studi, va bene? Prossima slide. Ok, ogni ultimo giovedì del mese, questo mese non sarà l'ultimo ma sarà il terzo perché poi ci sarà il Natale, ok? C'è questo incontro di preghiera organizzato dai giovani ma aperto a tutta la Chiesa. Siete veramente invitati a partecipare perché noi vogliamo scuotere il mondo spirituale con le nostre preghiere, ok? Terzo giovedì di questo mese, quarto giovedì a partire da gennaio, culto di preghiera organizzato dai giovani ma aperto a tutta la Chiesa. Quindi sei caldamente invitato. Ok, il Ministero Audio ha bisogno di operai. Mancano operai che possono lavorare là dietro, che è un lavoro importantissimo per il funzionamento del culto, di tutti gli eventi che noi facciamo. Ci saranno persone che ti istruiranno se tu vuoi partecipare e farai un corso e dopo comincerai a inserirti proprio nel calendario audio, video. Ok? Ultimo annuncio è il mercatino di Natale. Okay? Se volete comprare, tutto quello che comprerete andrà in beneficenza a chiese, situazioni nel mondo che hanno necessità. Abbiamo aiutato i bambini della Siria, stiamo aiutando in Sud America alcuni orfanatrofi cristiani, quindi diverse cose stiamo facendo con quello che verrà comprato al mercatino di Natale, ok? Contribuisci con questa opera. Io penso che sia l'ultimo, giusto? Joshua, era l'ultimo? Sì? C'è altro? No, a posto. Ok, tutto ok? Tutto a posto? Qualche altro annuncio? No. Va bene, possiamo alzarci in piedi e chiudiamo il nostro culto con una preghiera. Facciamo così, prendi per mano la persona vicino a te, ok? Chiuderemo il nostro culto in questo modo, come una famiglia, no? Signore nostro Dio, nostro Padre, io ti ringrazio e ti benedico per quello che abbiamo vissuto questa mattina e ti benedico, Padre, perché so che tu darai seguito alle tue promesse. Continuerai a benedirci durante tutta la nostra settimana, tutte le nostre sfide, tutte le nostre difficoltà e anche nelle nostre gioie, tu sarai lì con noi. E adesso, Signore, che torneremo alle nostre case, che l'amore di Dio nostro Padre, la grazia salvatrice di Cristo e le consolazioni dello Spirito di Dio con noi siano e con tutto il popolo di Dio su tutta la terra da oggi e per sempre. Amen. Buona settimana, Dio vi benedica.